Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Public dentistry, closing the gap between need and care. Friuli Venezia Giulia is expanding public dental care, raising income thresholds, and adding new services to reach more families. Officials say the reform aims to make treatment more accessible, especially for children, low-income households, and vulnerable patients, while strengthening a system that now covers about 8% of dental care in the region. Viene riconosciuto un ruolo di assoluta prima fila nel garantire delle risposte assistenziali che in altri posti in Italia non ci sono queste. Questa esperienza importante che va avanti da 10 anni e che garantisce in questa regione una risposta di odontoiatria pubblica che vale l'8%, a differenza che la media nazionale vale 4%. Ma in realtà questo è stato un percorso organizzato dai professionisti consapevoli delle disponibilità e dell'impegno che mettono a disposizione. Quindi non pensiamo che aumentino le liste d'attesa, anzi pensiamo di migliorare nettamente il servizio con maggiori risorse investite dalla regione stessa. In Italy, but not only in Italy, there is a great part of people that cannot go to the dental treatment in private practice. This happens for social and economic and for sanitary items. And so this is a great sanitary and healthy problem, and we try to help to find a solution, because this can bring to big health problem for our patients. So it's a great effort of our region to improve the offer of dental treatment in our region. Friuli Venezia Giulia officials head to the United States to boost ties, promote investment, and strengthen transatlantic ties. Friuli Venezia Giulia officials are traveling to the United States next week for meetings and business events aimed at promoting the region and strengthening international relations. Governor Fedriga highlighted the importance of stable relations between Europe and the US and said the region continues to focus on attracting investment and expanding its global connections. Domenica mattina parto per Washington, dove oltre all'evento ci saranno degli incontri bilaterali che stiamo strutturando, e a New York invece parteciperò all'evento del National Italian American Foundation Business con aziende americane, dove continueremo a promuovere il Friuli Venezia Giulia. Malgrado quest'anno non siamo noi la regione d'onore, la fortuna di essere presidente della conferenza delle regioni mi permette di essere presente e di raccontare la nostra regione ogni anno. I rapporti tra Italia e Stati Uniti, indipendentemente dai governi italiani, statunitensi, europei ed altro, devono rimanere solidi e saldi, perché l'alleanza occidentale è quella che ci ha permesso negli anni di mantenere la democrazia, e dobbiamo continuare in questa direzione. Where ambition meets opportunity, inside University of Trieste's biggest career day. Over 70 companies meet the University of Trieste students face-to-face at Job UniTS 2026, the annual career day bridging academic talent and the job market. La regione è parte fondamentale del nostro sistema, ci occupiamo di lavoro, di occupazione, di formazione, di università, quindi la nostra presenza qua in una fase in cui i ragazzi terminano il loro percorso di studi e si affacciano al mondo del lavoro credo sia fondamentale. Collaboration with companies for us is very important because we are planning the future of our students in the territory, working in institutions and working in companies. Today it's a day dedicated to their career. We have 70 companies. We have the reservation of 3,000 interviews. Today our activity is more than significant because it's really dedicated to our students, and so it is dedicated to the future of our society. Friuli Venezia Giulia's rising football stars bring home silverware and pride from the national stage. Governor Fedriga meets the regional youth teams, celebrating their national under-15 football title and under-17 squad's impressive second-place finish. Sì, devo dire un grande successo, perché dimostra che
Lo sport, in questo caso ovviamente il calcio, nella nostra regione ha un riscontro importante non soltanto in termini di partecipazione ma anche in termini di ottimi risultati a livello nazionale, e poi sono orgoglioso ovviamente che con il Logitson Friuli Venezia Giulia abbiano raggiunto questi risultati. Indubbiamente per una regione piccola come la nostra riuscire per 2 anni consecutivi a vincere 2 trofei delle regioni è qualcosa di molto importante e che deve renderci orgogliosi. Lo scorso anno è successo all'Under 19, quest'anno è successo all'Under 15, anche l'Under 17 è arrivata in finale, ha perso. Nel mondo dello sport ci sta, uno vince, uno perde, però quello che conta è la bontà del movimento e la salute del movimento, che ha dimostrato di essere veramente all'altezza di quelli che sono gli impegni e i compiti che vengono proposti. I rapporti con la politica sono determinanti, perché è il momento stesso in cui noi abbiamo ottimi rapporti con le amministrazioni comunali, che al 99% sono i proprietari degli impianti dove si giocano le nostre partite, e dove possiamo vantare dei rapporti di ottima collaborazione con l'amministrazione regionale, che ha dimostrato sempre grande sensibilità non solo per lo sport dei grandi ma anche per lo sport minore. Il nostro invece è un senso di appartenenza. Ho detto sempre ai ragazzi che quella maglia con questo famoso cerchio che loro hanno sul petto deve essere una seconda pelle, loro devono essere orgogliosi di rappresentare la nostra regione in giro per l'Italia. Trieste takes center stage as Stars premiere alla Festa della Rivoluzione. Italy's new historical drama Alla Festa della Rivoluzione opens April 16th. Set in 1919 during D'Annunzio's Fiume Uprising, the film follows a Russian spy entangled in a political assassination plot, blending intrigue, romance and revolution across striking Friuli Venezia Giulia locations. È stato incredibile perché insomma abbiamo avuto un grande set cinematografico all'aperto. E io devo ringraziare sia la Film Commission sia appunto tutti i comuni che si sono messi a disposizione di questo film. Sono molto felice, spero di ritornare presto con un altro film qui. E è stato estremamente stimolante perché la spia usa il corpo tanto quanto la mente, e mi sono molto divertita anche, e misurata con una buona dose di scene action, quindi spero insomma di esserci riuscita bene. È stato un viaggio estremamente interessante, la storia è una spy story all'interno di un contesto storico e credo che il tema della rivoluzione sia necessario soprattutto oggi. La storia richiedeva un D'Annunzio comandante, non un poeta, non solo un politico, proprio un D'Annunzio comandante, quindi che ispirasse le folle, e poi alla fine è successo quello che è successo a Fiume così, e quindi ci siamo divertiti a tratteggiare un D'Annunzio epico. Il messaggio è un messaggio complesso perché il film è un po' un affresco, tant'è vero che possiamo dire che ci sono 4 protagonisti in questo film, 4 anzi 5 con Fiume. Mi sorprende che siamo qui, date le circostanze, il periodo storico, a presentare un film che parla di una rivoluzione che è implosa ma che da qualche parte invece aveva in seno qualcosa di incredibile. Grado, growing stronger season after season. Grado is seeing steady tourism growth with nearly 1.5 million overnight stays in 2025. Officials are now focusing on a coordinated events calendar and new investments to extend the season and attract visitors beyond the summer months. Questa ricca stagione estiva che si apre con delle previsioni, prima ho parlato proprio con gli operatori, assolutamente positive, sia per quanto riguarda gli alberghi, per quanto riguarda le strutture extra alberghiere, ma anche per quanto riguarda gli appartamenti ad uso turistico. Quindi insomma una stagione che inizia sotto una buona stella. La dolce vita lives on, but Italians are still searching for something more. Italy may rank 38th in global happiness, but the story is more complex. Strong family ties, culture and lifestyle remain its strengths, even as economic challenges persist. Let's say that Italy is ranked worse than most of its comparable European countries since 2005. So this is not new in a way. Italy has a lower score and a worse ranking. However, I should say that the score
which comes from the answers that people gave to this question, how do you rank your life from 0 to 10, the score of Italy is not that far away from the score of other countries. Actually, it's very close. But there are many, many countries in that interval, so that Italy ranks behind. So I would say this first. There is nothing particularly disastrous in this result. People are worried about prospects, essentially, tight prospects for the future, economic growth, employment, opportunities for kids, for women, and the sense of lack of quality of public services, for example. Dolce Vita still exists? Yeah, I think it exists wherever you stay in Italy, from Trieste, or it could be Rome, it could be Catania. Wherever you are, I think La Dolce Vita is something that's inside the Italian, and also you can embrace it if you come here. So I do believe it still exists. It can also capture other people, non-Italian people that come to live in Italy. I think it's a way of life. It's a little bit of a narrative, a myth, but there is something in the human capital, in the environmental capital, in the historical capital of Italy, which I think it's definitely still there. Believe La Dolce Vita still exists? Living in Italy is not that easy at the moment in financial terms, but for a certain type of people, I think that La Dolce Vita exists still now, yeah. I think that it's a little bit of a stereotype. I don't think so. I wouldn't say no, especially here in Trieste. I wouldn't say Trieste is the city for La Dolce Vita, but it's still a really enjoyable city. Many Italian people are happy. I think that it's a happy country after all. Yeah, I think it exists, but I think you can find La Dolce Vita everywhere you go. Many travelers chose Friuli Venezia Giulia this weekend. It feels like summer in Friuli Venezia Giulia this weekend, and everybody is enjoying the coastline. What are your plans for the weekend? Well, today I'm going to have some fun here in Barcola, and then I will go to Osmiza near Duino. Study English and Spanish. Usually I'm going to the beach here in Trieste and reading and take the mate because I'm from Argentina, so I take the mate. But I want to go swimming, but I think the water's too cold right now. So it's good. It's nice, everyone's out. It's beautiful, I believe. Did you already take a swim? Not yet. I actually just came back yesterday. I was near in Lignano, but no swim yet. It's going to be raining next couple of days, so it's good to get out before that happens. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.